Allora, il tema della parità retributiva è legato in particolare ad alcuni fattori strutturali del nostro mercato del lavoro, in particolare il tasso di occupazione femminile rispetto a quello maschile ha una differenza molto importante. Nella nostra regione è del 57% quello femminile e del 75% quello maschile, quindi vuol dire che c'è uno spazio importante di occupazione che può essere giocato dalle donne. Le donne però hanno difficoltà a entrare nel mercato del lavoro in modo maggiore, nonostante che siano cresciuti i dati di occupazione, soprattutto nel tempo indeterminato, perché sono caratterizzate ancora da un part-time molto importante che arriva al 40%, dall'essere presenti come contratti in settori con bassa retribuzione, e poi hanno anche spesso il problema della discontinuità lavorativa. Questi fattori sono in qualche modo i fattori che riducono il potenziale occupazionale. Il rischio poi di una riduzione del potenziale occupazionale legato appunto anche alla discontinuità si trasferisce alla fine nell'aspetto pensionistico. Al momento il dato nella nostra regione è che le pensioni medie sono per le donne il 66% rispetto a quelle dei maschi, di conseguenza il rischio povertà è il rischio maggiore. Come intervenire? Bisogna intervenire in tutti i modi possibili, cioè favorire l'occupazione femminile, che vuol dire favorire la conciliazione di vita lavorativa, lavorare sul welfare, lavorare su tutti gli strumenti che possono essere di aiuto e supporto al lavoro di una donna nel moderno mercato del lavoro.